format Clean Up Days, Video Entertainment di Monte Carlo. Abbiamo qui con noi Andrea Floris. Sì. Andrea Floris, che è presidente della Natura Entemelia Associazione qui di Ventimiglia. Ventimiglia, sì, ha sede a Ventimiglia, è un'associazione che è nata da pochissimo, si chiama Natura Entemelia ed è un'associazione di promozione sociale, quindi facciamo tante opere di volontariato, lo facciamo principalmente per la cura del territorio, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e ambientali. Qui siamo ovviamente in un paradiso terrestre, un parco protetto, è l'Oasi del Nervia. Sì. Se ci vuoi parlare insomma di allora, questo. L'Oasi del Nervia è una ZSC, cioè una zona speciale di conservazione che ha una valenza comunitaria, quindi fa parte di una rete Rete Natura 2000, che è una rete istituita dall'Unione Europea ed è una zona umida, quindi è una zona fociva e la sua importanza dipende dal fatto che, pur essendo molto piccola e completamente circondata dal cemento, dall'urbanizzazione, è una delle poche foci di tutta la Liguria che conserva ancora delle caratteristiche naturali. E queste caratteristiche naturali consentono a un numero grandissimo di specie di uccelli migratori di fermarsi qui. Quindi voi immaginatevi questi uccelli che passano, fanno dei migliaia di chilometri di volo, arrivano anche dall'Africa o magari dall'est europeo, e per andare nei luoghi di svernamento passano inevitabilmente da qua. Non trovano mai dei posti dove fermarsi, questo è il posto migliore, perché ha delle caratteristiche naturali, ha gli alberi dove potersi fermare, l'acqua ferma, e possono nutrirsi, riposarsi in santa pace, riprendere le forze e poi continuare il loro viaggio. Quindi è fondamentale. Sono state censite più di 240 specie di uccelli in questo luogo e ogni anno centinaia di specie tornano a fare visita a questo posto. È come se fosse una specie di autogrill per loro, no? Si fermano qua durante il loro viaggio e si appostano e riprendono le forze. La settimana passata, che era appunto la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, so che avete fatto delle iniziative importanti per quella che è anche la giornata degli alberi. Sì, esatto. Noi stiamo lavorando principalmente sui social, abbiamo delle pagine Facebook e Instagram dove cerchiamo di sensibilizzare la popolazione, anche perché in questa zona qui diciamo che la consapevolezza ambientale è ancora un po' arretrata, diciamo così, non è ancora arrivata questa cosa, e quindi ci ritroviamo a dover comunque sensibilizzare la cittadinanza e anche le amministrazioni. Abbiamo scelto la festa degli alberi per far vedere ovviamente sia le problematiche che riguardano il verde pubblico, comunque la gestione delle aree verdi, ma anche i punti di forza. Quindi cerchiamo anche di far vedere qual è l'importanza dell'albero, di un ecosistema, qual è l'importanza anche di tenere pulito l'ambiente, ecco, dove ci deve stare un albero. Quindi anche ovviamente tutto il discorso per quanto riguarda i rifiuti è assolutamente correlato. Nella natura tutto è collegato. E quindi di conseguenza quando parli di una cosa hai per forza di cose uno specchio di riferimento su tutti gli altri argomenti. Senti, a proposito di specchio, qui abbiamo un mare veramente che è uno specchio meraviglioso. Esatto. E questo aneddoto del guardiano dell'Oasi. Sì. Noi qui abbiamo un albero che è stato portato qua dalle piene, ha fatto diverse tappe, prima si era sistemato dentro l'Oasi, poi è stato portato a largo dalla piena e addirittura si era quasi incagliato sul fondo e c'erano i rami che uscivano fuori dall'acqua, quindi tu passavi per un certo periodo, passavi lungo la passeggiata di Ventimiglia e vedi quest'albero che usciva fuori dall'acqua, bellissimo. E poi la natura con le mareggiate ce l'ha riportato a riva e si è posizionato proprio sul limitare dell'Oasi, quella che è il confine che dovrebbe servire a dire alla gente che non si può passare da qua perché è vietato. E lui è come se fosse una specie di monito che ci ricorda la natura quanto è imponente ma anche quanto è fragile, e che è lì apposta per dirci: oh ragazzi, state calmi, Senti, invece appunto parlando di pulizia delle spiagge, ad aprile è stata fatta questa iniziativa con tutta una serie di associazioni che hanno aderito, compreso anche Zero Food. È stata fatta un'iniziativa anche in favore del mare, quindi pulizia delle spiagge, il mare, la natura e ovviamente la riduzione insomma all'uso delle plastiche. La vostra associazione ha esordito, mi pare, con quell'iniziativa. Esatto, quei giorni lì tra l'altro abbiamo fatto proprio dentro l'Oasi, non dentro, vicino all'Oasi del Nervia, abbiamo fatto proprio l'inaugurazione dell'associazione, e qualche giorno prima Flavio Gorni, grazie a lui che comunque ha fatto questa iniziativa, e ci siamo
diciamo, prestati a partecipare a questa pulizia. Noi non siamo nuovi dalle pulizie, perché ogni anno organizziamo sia la pulizia del Nervia che quella del Roia, ma anche delle spiagge. Ogni anno lo facciamo sia da volontari che da associazione, e quel giorno lì Flavio mi aveva chiamato e mi ha detto visto che state facendo, partecipate anche voi, e noi abbiamo partecipato molto volentieri. Tra l'altro poi è stata organizzata molto bene, perché c'era anche l'importanza del mare, c'era una biologa marina che è venuta a parlare, quindi è stata un'iniziativa molto importante. Sì, avevamo la Sabina Airoldi, Esatto. che è la biologa. La biologa, sì, esatto, la biologa. E allora Andrea, noi ti ringraziamo intanto per insomma, tutte queste informazioni che hai dato sulla tua associazione, e insomma ti inviteremo insomma anche alle nostre iniziative. Molto quindi volentieri. Veleggiando e Adotta una riva, che è la prossima iniziativa che seguirà Clean Up Days, sarai invitato o online oppure anche di persona, chissà. Perfetto. Grazie ancora. Grazie mille a voi.